Compie 30 anni il servizio 118, nato nel 1992. L'evento odierno è stato voluto dal vicepresidente della SEOS, dottore Pietro Marchetta. Si è svolto stamani presso Piazza Cavour di Agrigento. Sono stati allestiti dei gazebo. I cittadini hanno ricevuto materiale informativo, incontrato medici, infermieri, tecnici e soccorritori e hanno così potuto assistere a una dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare ed eseguirla sotto la guida di esperti su manichini utilizzati per la formazione dei soccorritori, in modo da intervenire prontamente nel caso di perdita di conoscenza e salvare la vita. 30 anni da quando appunto esiste il 118, quindi una forma di emergenza-urgenza integrata gestita appunto dal pubblico, che indubbiamente ha dato i suoi risultati. Oggi c'è un'iniziativa abbastanza importante perché è divulgativa verso le scolaresche, in cui appunto promuoviamo il numero unico di urgenza, di emergenza che si è creato, il 112, e poi ai ragazzi vengono appunto illustrate quelle che sono le manovre salvavita e le manovre per la ricostruzione delle vie aeree. È appunto una bella iniziativa che conferma quello che è il nostro impegno nel sistema dell'emergenza per cercare di dare delle risposte efficienti in materia. Quell'organizzazione di sanitari dove ciascun sanitario e non, perché dall'autista al soccorritore all'infermiere al medico svolgono un ruolo fondamentale nella catena di soccorsi che permettono poi di fare una diagnosi, attribuire il giusto codice al paziente e salvare una vita. Il 118 è strutturato molto bene e devo dire che qualsiasi operatore fa questo mestiere con passione e con sacrificio, perché senza passione sicuramente è un mestiere che è faticoso e non si può svolgere. Quindi io mi sento di ringraziarli perché poi vivo in prima persona questa catena dei soccorsi facendo l'emodinamista, quindi so cosa significa fare una diagnosi tempestiva di infarto, mandare l'elettrocardiogramma per via telematica all'UTIC, perché adesso poi il 118 naturalmente si è arricchito anche di nuove tecnologie, quindi già fare una diagnosi a casa del paziente di infarto accorcia i tempi e salva una vita. Giuseppe Misuraca, direttore della centrale operativa. Ecco, un evento importante oggi, questo dei 30 anni, ma più importante è la presenza del 118 nel territorio. Assolutamente sì, oggi festeggiamo i nostri 30 anni, un arco di tempo che ha permesso al 118 di diventare un pilastro sempre più fondamentale del sistema sanitario nazionale. Diceva bene lei, l'impegno giornaliero del 118 è costante, pieno di impegno, pieno di professionalità e sacrificio da parte di tutti gli operatori, specialmente nel periodo pandemico che spero ci lasciamo alle spalle molto